Sì, la vita è tutto un quiz e se indovini tante emozioni, perché col quiz che ci danno i milioni, evviva le televisioni, zan zan. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, venerdì 2 gennaio dell'anno del Signore 2026, auguri e buon anno! Sono le 7:34 minuti e 50 secondi. Oggi ci sono io al posto del nostro Semmi. Come sempre, tanti cari auguri, che sia un anno pieno di pace, gioia, serenità, di soddisfazione, di tutto quello che di meglio voi sperate e aspettate dalle vostre vite, perché ogni anno, vedete, chiunque si trova in difficoltà, chiunque si trovi in difficoltà non deve dimenticare mai una cosa: ogni giorno che nasce è una pagina bianca. Ci hanno dato un blocco da 365 fogli e ogni foglio è bianco, e questo significa una cosa: che abbiamo una libertà che nessuno ci può togliere, quella di poter scrivere parole nuove. Io vi auguro di poterle scrivere nel corso di quest'anno che si apre. Cominciamo la nostra trasmissione come sempre, che il disco start per cominciare era ovviamente Sì, la vita è tutto un quiz del 1988 da The Skal Meravigliao, che è il disco nato da indietro tutta, quando l'Italia era un paese, diciamo così, che aveva molta fretta di correre, molta fretta di andare verso il futuro. Come sempre vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole, molto altra ancora, molta altra bella roba. 340 670 9659 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 0292947222, quando lo dirò io dopo le 9:05 facciamo questo patto per commentare attraverso il telefono. E qui c'è il nostro Lorenzo che scrive da Como il primo messaggio dell'anno. Intanto buon lavoro al nostro Simone, il nostro pescatore di magiche onde, che oggi mi permette di essere in onda qui con voi. Lorenzo da Como, ciao Antonino, buon anno innanzitutto, buon anno anche a te. Pare che all'album dei ricordi del nostro Presidente della Repubblica siano sfuggite alcune immagini, le più recenti, come spesso succede a chi raggiunge una veneranda età, quelle che rappresentano l'estrema politicizzazione della magistratura, della costante colpevolizzazione delle forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni, dell'abdicazione del popolo italiano alle proprie tradizioni per far spazio ad altre culture che in taluni casi negano diritti acquisiti con anni di battaglie. Beh, in questo, caro Lorenzo, c'è una certa parte politica, avremo modo di parlarne nella rassegna stampa. Quelle della crescente insicurezza di paesi e città dovute a criminalità, in molti casi di importazione. Anziché dare la sveglia al popolo italiano, il messaggio del Presidente ha fatto sprofondare in un torpore soporifero. Buonanotte Italia. Ecco, Lorenzo, che ringrazio e che è il primo messaggio di quest'anno, Lorenzo mette il dito nella piaga e anticipa in un certo senso i temi di questa rassegna stampa. E già, perché? Perché i giornali, essendo cartacei e non essendo usciti il giorno di Capodanno, devono recuperare chiaramente il gap con la realtà che nel frattempo è andata avanti. Quali sono le notizie che sono in pagina quest'oggi? E lo vedremo tra poco anche nelle prime pagine. Il rogo a Crans Montana, 47 morti, si stanno identificando le vittime. Poi abbiamo i rincari di Capodanno, come sempre, viene Capodanno e arriva sempre un bel rincaro, perché se no la nostra Repubblica come fa a sostenersi? E poi come si fa a non rispettare le tradizioni? È una tradizione tipicamente repubblicana. Oddio, lo era anche una tradizione sotto al fascio, la famosa circolare di San Silvestro di Mussolini.
Poi ancora Hannun, che continua a tenere banco con l'enorme scandalo che sta montando, ma la sinistra tiene la bocca chiusa o fa finta di non capire di che cosa si stia parlando. Mamdani, che ha giurato sul Corano ed è diventato sindaco a New York. Beatrice Venezzi, che miete successi malgrado le proteste degli orchestrali alla Fenice. I petardi, signori, lo sapete, ad aria fritta il martedì assegniamo il premio Banana per la notizia più babbea della settimana. Il premio Banana di quest'anno lo assegniamo già oggi in anticipo, in anticipo sull'ultima puntata di giugno della stagione numero 7 di Aria Fritta. Il premio va a questo signore di Roma che è andato a festeggiare il Capodanno a Napoli, ha perso 3 dita con un petardo, uscito dal pronto soccorso, è tornato a sparare petardi, è tornato 2 ore dopo, stava per perdere un occhio. Credo che il premio Banana di quest'anno sia ampiamente meritato da questo signore con 6 mesi di anticipo. Va bene, cominciamo a dare un'occhiata alle agenzie. Ansa.it, eccoci qua, in Svizzera, strage a Crans-Montana, almeno 47 morti tra le fiamme, 13 italiani ricoverati, 6 dispersi. Incendio in un locale frequentato da tanti giovani, 112 feriti, forse un flashover partito da un petardo ha scatenato la tragedia. Il ministro Tajani vola sul posto, ancora i racconti, i testimoni del rogo, una carneficina, impossibile scappare. Il Venezuela, Maduro pronti a discutere con gli USA di droga, petrolio e affari, quindi Maduro sceglie la linea morbida con Trump. Per i botti di Capodanno un morto e 283 feriti, 4 persone sono in pericolo di vita. Ma se avete voglia di emozioni forti, anziché andare a farvi male in Italia, potete andare al fronte per i russi o per gli ucraini nel Donbass e vedete che vi levate la soddisfazione. Le foto, colata dell'Etna nella Valle del Bove, fronte a quota 1580 metri, emerge da un sopralluogo dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia e dell'Osservatorio di Catania. Shopping, scattano i saldi, atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi. E poi il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Mattarella, vinca la pace ai giovani, non rassegnatevi. Certo, se uno deve andarsene dalla sua nazione perché in Italia i posti sono assegnati ai soliti noti, non so se questa sia rassegnazione o se sia la sacrosanta indignazione che dice andate tutti quanti a dare il fondo schiena o a ciapai rat, come dicono a Milano, e non se ne parla più. Penso a tutti quei ragazzi che ogni anno noi esportiamo fatti, rifiniti, istruiti, laureati, preparati e pronti, che vanno a vivere in Inghilterra, in Germania, all'estero, e non vanno a fare i camerieri come qualcuno sostiene, a parte il fatto che fare il cameriere è un mestiere dignitosissimo, tutti i mestieri legali sono dignitosi, per cui la BBC apre pure con Crans-Montana, la diretta, la ricerca delle vittime del rogo mortale in Svizzera continua, tutto questo mentre i loro parenti si trovano davanti a una lunga attesa per l'identificazione. Si ritiene che notte di Capodanno i morti siano stati almeno 40 e 115 i feriti. Vedete che di spalla c'è Mamdani che giura sul Corano, i social media hanno spinto l'ascesa di Mamdani, riuscirà a mantenere il passo da sindaco di New York? Io credo proprio di no, visto e considerato che all'apparir del vero tu misera sparisti, come diceva il buon Leopardi della sua Silvia. Torneremo su Kranz tra poco perché ça va sans dire, come potete immaginare, tutti i quotidiani parlano ovviamente in apertura di questo. Io non amo, ecco, già spuntano le fotografie, già spuntano le storie. Ecco, io non farò niente di tutto questo, mi limiterò, scusate, ma io in questi casi sono per la scuola Pizzul. Ve lo ricordate Pizzul all'Aisel nell'85? Io commenterò nel modo più asettico la partita. Ecco, aveva ragione lui, pace all'anima sua. Per cui io mi limiterò, scusate, ma mi limiterò alla cronaca di quello che sta succedendo, tanto lo sappiamo tutti che cosa è successo notte di Capodanno. Mi limiterò sulla base della diretta della BBC a dirvi che cosa sta succedendo, dopodiché passeremo ad altro, perché io ritengo che i morti appartengano prima di tutto alle loro famiglie
e non a quelli che stamattina nel bar stanno pigliando il cappuccino per dire certo che se fossero stati a casa loro non gli sarebbe successo. Ecco, fare questi commenti del Menga a quest'ora, soprattutto sulla vita e sulla morte di 47 ragazzi che volevano semplicemente andare a festeggiare, questo non mi sembra adeguato, non mi sembra a tono. Allora, vediamo di aprire adesso le prime pagine dei quotidiani, dopo avervi dato l'ANSA e la BBC, sulle quali ovviamente torneremo. Vediamo un po' se il computer stamattina, il computer ancora, come vedete, si deve riprendere dalla sbronza di Capodanno. Vediamo se questa sbronza passa o non passa. Vediamo ancora un momentino, dovremmo farcela, forse sì. Vediamo un po', andiamo ancora indietro. Torniamo alle prime pagine e vediamo di aprire la prima pagina di Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Dai, dai che ce la fai, dai, dai che ce la fai. Oggi sono già le 7:45 minuti e 16 secondi di questo venerdì 2 di gennaio dell'anno del Signore 2026. Tra l'altro io mi chiedo veramente a quest'ora che traffico online ci possa essere per far rallentare così tanto i macchinari, però dovremmo riuscire a darvi le prime pagine. Vediamo se ce la facciamo. Confidiamo nei miracoli della tecnologia in pieno XXI secolo. Eccolo qua. Vediamo un po'. Si apre, si apre, si apre. Eccolo qua. Ce l'abbiamo quasi fatta. Miracolo. Sì. Dai, dai, dai. Eccolo qui. Avvenire. Apriamo con appunto il quotidiano dei vescovi. Avvenire, la strage dei ragazzi, il fatto, cordoglio e supporto alle autorità svizzere da tutta l'Europa. La Farnesina allestisce un centro di crisi, un incendio di vampe in un locale di Crans Montana durante la festa di Capodanno, decine di feriti e dispersi, tra cui 6 italiani. Mobilitati anche gli ospedali del nord Italia, le testimonianze, la fiammata e poi la ressa sulle scale, quel locale sembrava un bunker. Poi abbiamo gli appelli del Papa a Capodanno, Leone XIV esorta a costruire una società nuova senza violenza, Mattarella rilancia ripugnante il rifiuto della pace. Le parole del Papa, il mondo si salverà accogliendo, le parole di Mattarella, giovani il futuro è vostro, siate esigenti. Ancora, Medio Oriente, le ONG non cedono a Israele, restiamo nei territori. La guerra in Europa, maxi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Tra l'altro la Bulgaria è entrata nell'euro e metà paese bestemmia i morti al governo, cioè diciamo così che si sono fortemente incazzati con il governo perché non volevano l'ingresso nell'euro, non volevano essere dei loro. Un momento che riabbiamo la condivisione schermo, mi dicono dalla regia, perché se no non riuscite a vedere le prime pagine. Stava Sandir, un attimino non si dice perché non è italiano e non è professionale. Poi aspettate un attimo che dobbiamo farcela, sì che ce la facciamo, la tecnologia funziona, tanto non è un problema di chi ci sta seguendo. Olè, ho riattivato. Non è un problema di chi ci sta seguendo per radio, ovviamente. Simone, io ho riattivato la condivisione. Tu riesci a vedere? Dovresti vedere qualcosa, vedi un po' tu, ma vedo che non vedi. Ai 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 ai. Ai ai ai. Vabbè, senti, facciamo una cosa, Simone. Arriviamo fino alle 8, poi dopo riusciremo a ristabilire la visibilità delle prime pagine. Tornando a noi, il Corriere della Sera, eccolo qua, mitico Corrierone, strage alla festa dei ragazzi, dramma in Svizzera, incendi a Capodanno in un locale di Crans Montana, almeno 40 vittime, 6 italiani dispersi e 13 feriti. La Confederazione, shock nel paese, il paradiso della neve diventa inferno, di spalla Ucraina, la telefonata Meloni-Trump, Kiev, bombe e accuse, la CIA, il raid non era sulla villa di Putin. Ancora, da Taiwan all'intelligenza artificiale, le promesse di Xi, il discorso imperiale alla Cina e al mondo, Xi Jinping ha promesso ai cinesi un 2026 di trionfi, in 30 anni la Cina da paese sottosviluppato a sfidante dell'America.
Ancora, pace ai giovani, il messaggio di Mattarella, il capo dello Stato, ripugnante il rifiuto di finire la guerra, l'elogio della Repubblica Italiana, il Corriere che ha anche una certa, come possiamo dire, un certo legittimo orgoglio perché il Presidente della Repubblica ha parlato con sullo sfondo un fotomontaggio della famosa prima pagina del Corriere, nata la Repubblica Italiana con la donna che appare dalla prima pagina, quella foto iconica del 1946, l'intervista al guardasigilli Nordio, referendum a marzo, l'ANM ha paura di me. Il Fatto Quotidiano, eccoci qua, Crans Montana, 47 bruciati vivi in un locale della città svizzera, la strage dei ragazzi in festa, gli italiani dispersi sono 7, fotonotizia a centropagina, c'è la Meloni nella sua foto di Instagram di Natale, anche a te e famiglia si legge sul suo maglione, buon anno di stangate, tutti i rincari del 2026, tabacchi, pedaggi, diesel, RC auto, promesse tradite, accise più 4 cent al litro, polizze fino al 12,5, autostrade più 1,5, poi trinciato sigarette e sigarette elettroniche. Il messaggio tra pace e guerra, Mattarella sferza Putin, ricorda a Meloni che l'Italia era già forte. Il giornale apre anche qui con Kranz, l'inferno di Capodanno, la strage dei ragazzi, Svizzera, Kranz Montana 47 morti, ansia per gli italiani dispersi, dai 3 amici milanesi al campione, l'urlo delle madri, trovateli, esclusivo il viaggio segreto di Hannun dai vertici politici di Hamas, le prove dell'incontro, ecco il piano per indottrinare la sinistra. Intanto gli antagonisti fanno barricate a Torino e Bologna. Sindaco di New York, ecco la fotografia, la fotonotizia, eccolo qua bello sorridente con la manina sul Corano. Mamdani giura sul Corano e non rinnega l'intifada. Io voglio ricordare a chi ci ascolta che New York è la città più ebraica dopo Israele, pensate. L'intervista a Ignazio La Russa, il presidente del Senato, io troppo informale se fossi di sinistra, non ho mai pensato al Colle. E poi la visita dell'amico ministro Abodi, il Natale a Rebibbia di Alemanno. Il Tempo, eccolo qui, il Tempo diretto dal buon Daniele Capezzone e naturalmente il Tempo, come sempre, ci offre un'interessante prima pagina e naturalmente il Tempo ci dice l'inchiesta Affari e Solidarietà, Propalopoli, un impero immobiliare, milioni dall'Emilia da Massa, ecco la rete di Hannun, ora spunta a Burawa il Corriere del Terrore. E guarda chi spunta in foto, parla Davide Romano, la sinistra critica chi tutela gli ebrei, invece preferisce dar voce ad Hamas. Di spalla, bilancio dell'anno santo, il giubileo dei due papi, la morte di Francesco e la chiesa di Leone, il sottosegretario Mantovano, un gioco di squadra, ora il metodo diventi una prassi per le istituzioni, Monsignor Rino Fisichella, un successo pieno, Roma si conferma capitale mondiale dell'accoglienza, poi ancora di spalla intervista Lord Hannan, povera debole Europa, Meloni la premier migliore, e poi un anno di detenzione, il calvario di Alemanno e quel grido da Rebibbia. Abbiamo poi la fotonotizia a centropagina, il tempo di Osho, che è il momento più divertente della rassegna stampa. C'è Francesca Albanese che abbraccia la grillina in commissione antimafia che ha sempre appoggiato e coccolato Hannun, ora non mi ricordo lei come si chiama, comunque la Albanese la abbraccia e le dice mi raccomando, magna le lenticchie che portano soldi per finanziare Hamas. Date una medaglia a quest'uomo, vi prego, dategliela. La Repubblica, la strage di Capodanno a Crans Montana, rogo in un locale, una festa di giovani, 47 morti, 115 feriti, 6 italiani dispersi, 13 ricoverati con ustioni gravi, identificazioni difficili all'origine del disastro, le candele scintillanti sullo champagne e una sola via di fuga. Mi sono salvati intorno a me, i ragazzi bruciavano. Pace e democrazia, la bussola di Mattarella, Massimo Giannini allestisce il suo intervento sul discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica. Ucraina, la CIA, la Dacia non era l'obiettivo, attacco a Kherson. La Stampa, incendio al veglione in un locale di Crans Montana, almeno 47 morti e oltre 115 feriti, 6 gli italiani dispersi, 13 ricoverati.
l'apocalisse di Capodanno, in coda per il DNA di mio figlio, il futuro bruciato in un istante. Telefonata tra il presidente Trump e la Premier, sul tavolo i dossier internazionali, giù i dazi all'Italia su pasta e mobili, diesel, pedaggi, sigarette, la stangata, il discorso di Mattarella, il Colle, la Repubblica, i messaggi a Meloni, un'idea di pace che tutela i più deboli, la democrazia nata dalla voce alle donne, il coraggio dei giovani nel paese degli ostacoli. Ecco, è appena il caso di ricordare che il voto alle donne non è stato dato dalla Repubblica, ma dal Regno d'Italia. Le donne hanno votato già nella primavera del 46 alle amministrative, quando l'Italia era regno, per decreto luogotenenziale di Umberto di Savoia, che poi a maggio sarebbe divenuto effimeramente re d'Italia. Re Umberto era un gran signore e sarebbe stato probabilmente un grande re. Se penso a quello che è venuto dopo, che gli era scappato il colpo all'Isola di Cavallo nel 78, il 2 giugno è una data che apprezzo molto, ecco, mettiamola così. La verità: diversi italiani dispersi, Svizzera sotto shock per il disastro, la strage degli innocenti, un incendio improvviso divora un locale esclusivo di Crans Montana, Tempio dello Sci, durante la festa di Capodanno, frequentata da under 17, quasi 50 vittime, però riconoscere i corpi è complicato, un centinaio di feriti con gravi ustioni, trasferiti pure a Milano. La causa, candele sulle bottiglie, i racconti, abbiamo visto amici con la pelle bruciata. Fotonotizie a centropagina, Fabrizio Corona, Corona non perdona, come cantava una volta, ne scrive Fabio Amendolara, tra annunci e accuse, Corona ha capito come fare i soldi. Ancora, meno morti da eventi meteo estremi alla faccia dell'allarmismo climatico, l'Università di Lovanio il 2025 è uno degli anni col più basso numero totale di decessi, ne scrive Francesco Borgonovo, che salutiamo. Ancora, test obbligatorio, la Germania chiede ai diciottenni se sono pronti per la guerra. Carlo Cambi, la Tunisia supererà l'Italia nella produzione di olio d'oliva. Champagne, la UE ha aperto le porte all'invasione. E poi popolazione, Fabio Dragoni, popolazione ed Economisti Uniti contro la Bulgaria nell'euro. E infine Iva Zanicchi, senza la lira non si può più gridare ok, il prezzo è giusto. Ve la ricordate? Ve lo ricordate? Ok, il prezzo è giusto. Io ricordo, faceva una rubrica, si chiamava 80 Nostalgia su affariitaliani.it più di 20 anni fa, e fece una puntata su ok, il prezzo è giusto, e mi scrisse un ex concorrente che ha allestito online una sorta di museo del programma dove ci sono i loghi, le curiosità di ok, il prezzo è giusto in versione italiana. Lo saluto con molto affetto, già che ci siamo. Libero, la strage di Capodanno, inferno nel paradiso svizzero, rogo alla festa in un bar discoteca di Crans Montana, almeno 47 morti e 115 feriti, molti giovanissimi, difficili le identificazioni, paura per gli italiani, 6 ancora dispersi. Ancora la dinamica della tragedia, ecco come il locale è andato in fiamme, l'inchiesta di Genova, tutti i segreti del cellulare di Hannun, nel telefono ci sarebbero foto con esponenti di Hamas e riferimenti alla lotta armata. Beh, lui diceva di essere simpatizzante di Hamas. Torino, a Ascatasuna non cambia, 4 militari feriti, il bollettino, l'assurda follia di farsi del male con i petardi, il concerto del primo dell'anno, la steccata anti-Venezzi degli orchestrali della Fenice, ne scrive il collega Daniele Priori, anno nuovo, protesta vecchia, dalle alla Venezia resta il ritornello preferito agli orchestrali del teatro della Fenice di Venezia, che non hanno mollato la presa contro di lei. Infatti si sono presentati in teatro con, come si dice, con una spilletta di protesta alle 7:58 minuti e 7 secondi. Diamo anche un'occhiata ai quotidiani locali. Partiamo da Brescia Oggi, rogo in Svizzera, strage ai ragazzi, 6 italiani dispersi, 13 in ospedale, dramma a Calvagese in casa dello zio ora indagato, famiglia intossicata al monossido, muore bambino di 3 anni, un abbraccio al bimbo e alla famiglia. Corriere del Mezzogiorno, la Campania, politica, regione, primi grattacapi per Fico, c'è la giunta ma nella maggioranza monta la polemica sulle commissioni, il WhatsApp della discordia. Corriere del Mezzogiorno Puglia, evento del 2026, ospitalità per gli atleti e produzione TV, lo sprint per i giochi del Mediterraneo.
e Puglia Sky in volo entro l'estate, tra gli obiettivi la riapertura di grottaglie e l'intercettazione del turismo sul Gargano. Nasce questa compagnia aerea. Ancora il Corriere del Trentino, demografia, le mamme scelgono il Santa Chiara. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, il caso vaccini, farmacie contro la regione, in Veneto il record di influenze, scarsa informazione, la replica, dosi gratis per tutti. Il Corriere della Sera di Bergamo, palafrizioni, le sfide del 26, carnevali e la rendita finita di Gori. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, il caso, multa record a 4 fonderie, sanzione anche ad Assofond che replica, ora a rischio migliaia di posti di lavoro. Ancora, Corriere della Sera, Dorso di Milano, la strage in Svizzera, lo shock e l'ansia dei milanesi di Kranz. Il Corriere di Torino, in vendita 13 aree per trasformare il centro della città. Corriere dell'Alto Adige, sviluppo del territorio, Olimpiadi, le opere pubbliche restano. Corriere di Bologna, l'ansia, disperso sedicenne in Svizzera, si chiama Giovanni Tamburi, che era a Crans Montana nel luogo del disastro, l'appello della madre. Corriere Fiorentino, la Toscana, il nuovo anno, il divieto di botti ancora inascoltato, nessuna multa, decine di feriti. Corriere della Romagna, la tragedia di Crans Montana, ferita con gravi ustioni una ragazza cattolichina, la 29enne era in vacanza in Svizzera, un riminese tra i dispersi, poi il sollievo. Gazzetta di Modena, sedicenne muore in vacanza, Nonantola, Saverio Foti era sull'auto del cugino, schianto contro un albero a Platania. Giocava nella pallamano Rapid un ragazzo dal cuore d'oro, il cordoglio del sindaco. Giornale di Brescia, strage di Capodanno in Svizzera, 47 morti nel locale andato a fuoco. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, Casale, coltellate a Capodanno, 36enne gravemente ferito. E poi chiudiamo con, andiamo, eccola qua, che dovrebbe spuntare, La Repubblica, Palermo, IRPEF, la stangata è servita, arriva la nuova addizionale, poi metro e porto, i cantieri a rush finale. Oh, finalmente la chiudono la metropolitana a Palermo, cioè la fanno l'anello ferroviario, poi ve lo dico. Vabbè, andiamo in pausa e poi torniamo con i Village People alla Trump, YMCA 1978. Lo sapete ballare? Io sì. Andiamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the
place there called the YMCA. They can't stop on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything but the mental joy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, there's no need to feel down. Young man, pick yourself off the ground. YMCA. And just go to the YMCA. Young man, I was walking your shoes. Young man, I was down with blues. YMCA. Eccoci qua alle 8, 5 minuti e 14 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa. 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Il telefono lo apriremo dopo le 9:05, quindi a maggior ragione mandate pure i vostri messaggi che saranno più che ben accetti. Allora, come promesso, ora cominciamo con Crans Montana. Vi ripeto, io mi limiterò alla cronaca di quello che sta succedendo in queste ore. Riassumo sulla base della BBC, sulla base della diretta che viene fatta minuto per minuto dai colleghi della BBC, le agenzie italiane. Posso dirvi questo perché stamattina avevo appuntamento con una nostra collega, Manuela D'Alessandro, con cui avremmo dovuto parlare di giustizia per Zoom, ma mi ha detto appunto giusto stamattina sono in partenza per Crans perché devo andare chiaramente a fare il mio lavoro di cronista per l'Aggi in quel di Crans. Andiamo adesso sulla BBC, la ricerca da parte dei congiunti che sono rimasti intrappolati nel bar svizzero che ha preso fuoco notte di Capodanno sta continuando dopo che circa 40 persone sono state uccise e 115 ferite. I funzionari svizzeri avvisano che ci vorranno probabilmente giorni o addirittura delle settimane per poter identificare tutti i morti. 60 persone stanno ricevendo delle cure all'ospedale di Sion in Svizzera, molti altri vengono curati altrove, una certa quantità anche tra l'altro in Italia. Un numero significativo di questi feriti sono in condizioni critiche. Il presidente svizzero Guy Parmelin ha detto che l'incendio è una delle peggiori tragedie che il nostro paese abbia mai vissuto. Alcuni testimoni pensano che delle candele di compleanno messe su una bottiglia di champagne avrebbero dato fuoco al tetto. Quando è stato chiesto dai giornalisti al PM di turno che sta svolgendo le indagini, lui non ha saputo rispondere, ha detto che non può confermare la causa di questo fuoco. Un uomo che è riuscito a scappare da questo bar ha detto che sono riuscito a rompere una finestra, la metà dei miei vestiti era completamente bruciata, è stato qualcosa di folle. Batte alle 7:56 la BBC che ieri notte un gruppo di persone si è riunito costituendo una sorta di memoriale estemporaneo a base di fiori, candele e messaggi davanti a questo bar. Ieri notte appunto un gruppo di persone ha tenuto una veglia in ricordo e in omaggio alle vittime. Vengono pubblicate anche le immagini delle persone assembrate davanti a questo bar che chiaramente piangono le vittime di questo rogo davvero insensato. Il collega Nick Johnson da Crans Montana riferisce alle 7:41 che gli investigatori continuano a lavorare mentre una comunità piange. La scena fuori dal bar Le Constellation questa mattina è fatta di due facce. Dietro il nastro della polizia ci sono delle
tende che sono state messe in piedi dalla scientifica, dove ci sono dei funzionari che vanno dentro e fuori dall'area attorno al bar. Questa è l'indagine più visibile e più evidente ai passanti. Dall'altro lato del cordone c'è un'atmosfera molto più quieta e molto più riflessiva. Dozzine di candele tremolano come a una specie, come alla veglia che si è tenuta ieri notte. In particolare è stato costruito una specie di largo palcoscenico sul quale si trovano centinaia di mazzi di fiori accanto a dei messaggi di amore e speranza. Mentre questo è un resort molto internazionale, in questo momento però ci si sente tutti cittadini di Crans, una comunità molto unita e molto stretta. Gli abitanti con cui ho parlato nel poco tempo in cui sono stato qua dicono che tutti quanti conoscono qualcuno che conosce qualcun altro che era dentro al bar ieri notte. Inoltre gli esperti dicono sempre alla BBC che un flashover, cioè una semplice, come potremmo dire, un semplice colpo di fiamma, può riempire una stanza di fuoco nel giro di pochi secondi. Il presidente dell'associazione inglese degli investigatori degli incendi, Richard Hagger, ha detto alla BBC a proposito dell'effetto che potrebbe aver reso tale incendio così mortale. Parlando a The World Tonight, che è una famosa trasmissione dell'emittente inglese, Hagger ha detto un flashover altro non è che uno sviluppo molto veloce di un incendio all'interno di un compartimento. Tu cominci con un incendio, le fiamme e la radiazione termica arrivano al livello del tetto e si espandono come una specie di fungo tutt'attorno. Questa radiazione termica quindi si sposta verso il basso e va a colpire altro carburante, che possono essere per esempio i tavoli, l'arredamento, e tutto questo contribuisce ad innalzare ulteriormente la temperatura al punto in cui questi si decompongono termicamente e producono un gas infiammabile. Quindi il gas si accende, ma si accende a un passo estremamente veloce. Così la stanza diventa immediatamente piena di fuoco nel giro di pochi secondi. Ecco, questo è quello che è successo a Kranz. C'è stato in pratica questo fuoco che ha camminato sfruttando naturalmente la differenza di temperatura, si è mosso sul soffitto del bar, è sceso giù, ha dato fuoco a tutto l'arredamento e questo ha ulteriormente potenziato e fatto esplodere nel giro di pochi secondi le fiamme tutti intorno al locale, tutto dentro al locale. Di conseguenza è diventato una trappola mortale per chi ci si trovava. Qui abbiamo poi la collega Silvia Costello che parla con un testimone, un diciottenne che dice di aver cercato di entrare nel bar per trovare suo fratello che insomma non sembra fosse nel bar. Ha detto io ho visto della gente che bruciava, ho trovato della gente che bruciava dalla testa ai piedi senza vestiti. Andavo in quel bar ogni giorno questa settimana, il giorno in cui non ci sono andato ha preso fuoco. Mio fratello è illeso. Ecco, io non voglio fare ulteriore, cioè non mi metto, scusate, ma io non mi metto a darvi particolari raccapriccianti o a fare, perché poi spesso si comincia la vita di quello che è entrato nel maledetto rogo, la vita di quell'altro. Ecco, queste cose mi sembra che non siano definibili come giornalistiche, perdonate, per cui mi attengo alla semplice cronaca e questo è quello che sta succedendo adesso, in questi momenti, mentre noi siamo in diretta. Del resto la radio racconta l'immediatezza dei fatti e noi vi stiamo raccontando quello che sta succedendo in questi minuti a Crans Montana dopo questo drammatico rogo. Saranno giornate lunghe, saranno giornate che naturalmente avranno un drammatico strascico di dolore, soprattutto per i parenti, per chi aspetterà
un responso da parte della scientifica. Il nostro non può che essere un pensiero di cordoglio, di preghiera per chi ci crede e di umana simpatia e affetto nei confronti delle vittime e delle loro famiglie. Chiudiamo alle 8:14 minuti e 26 secondi la pagina su Kranz e vi dicevo, andiamo ancora all'estero prima di cominciare a occuparci dei fatti italiani, segnatamente a parlare di rincari, giustizia, Hannun e tutto il resto. Maduro, dice la CNN, dice l'ANSA, Maduro pronti a discutere con gli USA di droga, petrolio e affari, pronti a investimenti quando, dove e come vuole Washington. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si è dichiarato pronto a discutere di lotta alla droga, petrolio, accordi economici con Washington durante un'intervista televisiva trasmessa ieri, nel mezzo di una crisi con gli Stati Uniti che stanno esercitando forti pressioni sul suo paese attraverso lo schieramento di navi da guerra nei Caraibi. Il governo degli Stati Uniti lo sa perché l'abbiamo detto a molti dei suoi portavoce, ha detto Maduro. Se vogliono discutere seriamente di un accordo per combattere il narcotraffico, siamo pronti. Se vogliono petrolio dal Venezuela, il Venezuela è pronto per gli investimenti americani, come con Chevron, quando vogliono, dove vogliono e come vogliono, ha dichiarato a VTV, citando anche accordi globali di sviluppo economico. Quindi alla fine anche Maduro ha capito l'antifona d'ingresso, evidentemente. Evidentemente mandare una portaerei da 80.000 tonnellate come la Gerald Ford davanti alle, come si dice, davanti alle davanti alle coste venezuelane ha avuto il suo peso. Ancora abbiamo qui Enzo. Buongiorno, buon anno signor Sanna. No, io mi chiamo Danna. Credo che sia un attentato e poi nessuno parla della Chiesa Cattolica bruciata in Olanda, siamo in guerra, saluti Enzo. No, non è un attentato, tra l'altro la magistratura fin dall'inizio in Svizzera ha precisato che non si trattava di un attentato, perché tra l'altro in origine si era pensato anche a un attacco terroristico islamico, mentre invece semplicemente è la banale coglioneria di qualcuno che ha pensato di fare robe di questo genere. Poi c'è qualcuno che anonimamente non si firma, mi manda la notizia appunto del vincitore del premio Banana di quest'anno. Follia di Capodanno, perde 3 dita per un petardo, torna subito a sparare, resta ferito al volto. Ma a questo daranno la pensione di invalidità? Bella domanda, amico, amica mia. Clara da Sondrio, ciao Clara, buongiorno Antonino, buon anno a te e a tutta la redazione. Clara da Sondrio. Ecco, voglio rispondere a Enzo. Simone, puoi entrare un momento in trasmissione, che così, perché prima della trasmissione, ovviamente ne ho parlato anche con Simone di questi fatti. Ecco Simone, tu sei stato nei locali pubblici a passare dei capodanni, eccetera, eccetera. Ce ne sono o no stupidi che fanno cose stupide come quello che può essere successo a Kranz? Non ho capito Antonino, ce ne sono perché abbiamo problemini anche con le cuffie, quindi si è messi benissimo. Bene. Dicevo, tu sei stato nei locali a fare animazione, a lavorare a Capodanno, Sì. hai esperienza. Ce ne sono fessi che possono aver fatto come hanno fatto a Kranz, come si ipotizza, cioè un incendio che nasce dall'assoluto disprezzo di qualunque regola di sicurezza, tipo mettere la candela sopra la bottiglia di champagne e dare fuoco a tutto? E in realtà sono delle prassi utilizzate spesso nei locali per Ecco. dare lustro a chi sbottiglia e per sottolineare l'importanza di queste persone, veramente un'importanza soggettiva. È un'importanza soggettiva che, come vedete, per la, diciamolo pure, per la coglioneria di qualcuno possono causare anche 47 innocenti morti. Questo è quanto. Quindi, come vedi, caro Enzo, inutile che ci mettiamo a fare complottismo. Tante volte la soluzione più semplice è anche quella più logica. Allora, adesso noi chiudiamo questa pagina, chiudiamo anche la pagina del Venezuela e ce ne andiamo belli, tomi, cacchi sul Corriere della Sera. Io ho riavviato la condivisione, Simone, se funziona, se no vorrà dire che alle 8:30 poi faremo un reset generale. Va bene. Ancora allora, niente.
E vabbè, allora magari nel qui Parlamento riavvio la macchina, che vuoi ti dica. Stamattina, questi sono, gli inglesi li chiamano problemi del primo mondo. Stamattina non si sa perché c'è il mezzo elettronico qui che non ha voglia di farvi vedere i giornali. Vabbè, ma tanto la radio è fatta di parole, quindi chi se ne frega. Va bene, andiamo a vedere adesso il Corriere della Sera. Corriere della Sera che parla di un altro discorso di Capodanno, e il discorso di Capodanno è quello che ha tenuto Xi Jinping, signore e signori. Il vecchio Xi, che come sapete si sente molto erede di Mao Zedong, quest'anno tra l'altro 50 anni fa era il 1976, anno denso di novità e di fatti storici. Tra questi ve ne voglio segnalare due. Il primo, la sentenza 202 del 28 luglio del 76 della Corte Costituzionale, che fu quella che autorizzò le radio libere, e nel febbraio di quell'anno aveva cominciato a trasmettere una radio di nome Radio Varese, dove un giovane di Roberto Maroni molto spesso andava a fare da speaker. Quella radio, 50 anni dopo, esiste ancora e si chiama Radio Libertà. E questa qui. Per cui la sentenza 202 quest'anno compie 50 anni e noi siamo qui a testimoniarne i suoi benefici effetti. La seconda è che nel settembre del 1976 Mao Zedong moriva e la Cina cambiava chiaramente, voltava pagina. Sarebbero stati alcuni anni, diciamo così, un po' particolari, e poi con Deng Xiaoping dal 79 in poi la Cina si sarebbe gradualmente aperta al mondo. Il discorso imperiale di Xi, siamo sul Corriere della Sera, che promette un anno di trionfi dall'economia a Taiwan, ottimismo e incognite in vista del quarto mandato presidenziale. Cosa dice Xi? Il discorso imperiale, ne scrive il collega Federico Rampini, il discorso imperiale di Xi Jinping ha promesso ai cinesi un anno di trionfi. La Cina raggiungerà il suo obiettivo di crescita nel 2026, più 5% di PIL. Più 5% di PIL significa, buona gente, che l'Italia negli anni del boom faceva il più 7, tanto per dirvela. Progredisce la Cina nelle tecnologie avanzate, dai microchip all'intelligenza artificiale, modernizza le forze armate, la riunificazione con Taiwan è una certezza. L'ottimismo poggia su fatti concreti. In 30 anni la Cina è passata da paese sottosviluppato a sfidante dell'America in tutte le tecnologie di punta. Domina settori cruciali come terre rare, energia solare, batterie elettriche. Quando Trump mette sotto pressione il Venezuela e altre nazioni latinoamericane, lo fa anche per reagire alla penetrazione cinese. Le vie della seta si sono estese nell'emisfero occidentale, tra infrastrutture e risorse minerarie. Dall'altra parte del pianeta una nave cargo cinese ha compiuto il primo tragitto fino alla Gran Bretagna attraverso la rotta artica. Lo scioglimento dei ghiacci aiuterà la Cina a emanciparsi dal controllo americano delle rotte navali tradizionali, da Hormuz a Malacca, vene giugulari del trasporto petrolifero, che sono un punto debole di Pechino. Si trova un pubblico ben disposto nel resto del mondo. L'effetto Trump spinge molti ad abbracciare lo scenario di un ordine globale sinocentrico, guidato da una potenza multilateralista e benevola come la Cina vuole presentarsi. Ma osteggiare Trump non è una ragione sufficiente per ignorare i punti deboli del discorso di Xi. Il 5% di crescita che lui conferma non è una tautologia. In Cina il PIL non è una misura risultante dell'economia reale, viene prefissata dall'alto per decisione del governo. La realtà sottostante è problematica. Pechino ha celebrato il suo trilione, il record di 1.000 miliardi di attivo commerciale col resto del mondo. Ma questa è una vulnerabilità, la sua crescita dipende dalla possibilità di invadere mercati altrui con comportamenti predatori. State uccidendo i vostri clienti, ha ammonito Macron al suo ultimo incontro con Xi, preannunciando l'inevitabile protezionismo europeo. Il 2026 si apre con un super dazio del 50% inflitto dal Messico al Made in China. Anche il grande sud globale corre ai ripari. È singolare la mancanza di intelligence politica dei leader comunisti cinesi, incapaci di prevedere le reazioni delle opinioni pubbliche democratiche contro la distruzione delle loro industrie. La stessa mancanza di empatia Xi Jinping l'ha mostrata evitando ogni allusione alle masse di giovani neolaureati in patria senza lavoro. Il miracolo tecnologico cinese non crea occupazione a sufficienza.
Per non parlare di Taiwan, si sono appena concluse le ennesime manovre militari minacciose attorno all'isola. Ma perché il modello cinese non riesce a sedurre quei 24 milioni di cinesi abituati a vivere in una democrazia rispettosa dei diritti umani e invece deve terrorizzarli? In Occidente si perdonano molte cose a Xi, anche per la sua presunta funzione salvifica. Il mito della superpotenza verde che salverà il pianeta. In realtà la Cina consuma più di metà di tutto il carbone mondiale. Si è lanciata in un piano di sfruttamento del suo gas naturale, che è il contrario della decarbonizzazione. Insomma, diciamo che è un bel gigante con i piedi d'argilla e il problema è che con questo gigante ci dobbiamo avere a che fare noi altri. Salute. Le 8:24 minuti e 50 secondi, noi passiamo adesso ad Avvenire, andiamo a pagina 11 perché a pagina 11 c'è la Bulgaria, eccola qua. La Bulgaria è entrata nell'euro, ma metà del paese è contraria. Salgono così a 21 i membri UE che aderiscono alla moneta unica. Il LEV era agganciato al marco dal 1997. Ma in un discorso alla nazione trasmesso poco prima della mezzanotte di Capodanno, il presidente bulgaro Rumen Radev ha salutato l'adesione alla moneta unica come passo finale nell'integrazione dell'UE, mentre migliaia di persone sfidavano le temperature sotto zero nella capitale Sofia per festeggiare l'inizio del nuovo anno. Radev ha anche espresso il proprio rammarico per il fatto che il passaggio all'euro non sia avvenuto attraverso la ratifica di un referendum popolare. Ciò, ha sottolineato il presidente bulgaro, è stato uno dei sintomi drammatici della profonda divisione tra classe politica e popolo, confermata dalle recenti manifestazioni di massa in tutto il paese. Infatti, l'ultima rilevazione di Eurobarometro sull'entrata della Bulgaria nella moneta unica dà in vantaggio i contrari, 49%, sui favorevoli, 41%. I timori sono diffusi soprattutto nelle aree rurali dello Stato dei Balcani, le più povere all'interno dell'UE, dove lo stipendio medio della popolazione arriva a dimezzarsi rispetto alla capitale. Preoccupazione queste alimentate anche da una massiccia propaganda portata avanti, secondo diversi rapporti investigativi, dalla Russia, che vede un paese storicamente vicino avvicinarsi sempre più a Bruxelles. La Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha salutato l'ingresso di Sofia nell'Eurozona come traguardo importante che porterà benefici pratici ai bulgari. Renderà, ha dichiarato von der Leyen, più facile viaggiare e vivere all'estero, aumenterà la trasparenza e la competitività dei mercati, faciliterà gli scambi. Con i timori convivono anche le speranze per le quali la Bulgaria potrebbe, proprio grazie all'entrata dell'area euro, rafforzare la sua crescita economica registrata dall'adesione all'UE avvenuta nel 2007. Da allora infatti il PIL è quadruplicato e i salari sono cresciuti ai ritmi più rapidi di tutta l'Europa. La morale probabilmente l'ha detta Elio e le storie tese nel 1992. Amici servizi segreti bulgari, non sparate più al Papa, ma dedicatevi al pippero. Vabbè, ma questa è un'altra cosa, è un'altra storia. Bene, torniamo adesso in Italia e torniamo in Italia con il Fatto Quotidiano, perché a pagina 4 c'è il classico dei classici di tutti i capodanni in questo paese, da che mondo è mondo. Lo sappiamo tutti qual è il grande classico e tra poco ve lo beccherete quando arriverete al casello. Non è colpa di Salvini, è colpa stavolta della come si dice, della Corte Costituzionale, che si è messa di traverso. Salvini non è riuscito purtroppo a bloccare i rincari autostradali, lui ha cercato di fare ovviamente la sua parte. Rincari amari, scrive il Fatto Quotidiano, il conto per le famiglie, si salvi chi può, trasporti, consumi, servizi, tanti gli aumenti che si sono abbattuti soprattutto su automobilisti e fumatori, perché da che mondo è mondo, vabbè, il vizio del fumo se potete levatevelo, ma avere l'automobile sapete che in Italia equivale a un'ammissione di colpa. Come se l'anno appena passato non avesse messo a durissima prova, ne scrivono Nicola Borzi e Patrizia De Rubertis, le famiglie italiane già provate al calo del potere d'acquisto e stagnazione dei redditi. Negli ultimi 4 anni il solo prezzo dei beni alimentari ha registrato un incremento del 24,9%. Il nuovo anno è ancora all'insegna del caro prezzi.
Anche il 26 si è aperto con la consueta lista dei rincari, mentre la produzione industriale continua la sua crisi e circa un terzo delle famiglie, denuncia l'Istat, dichiara di aver limitato in quantità o qualità la spesa per il cibo troppo cara. Ormai in un anno mangiare costa 232 euro a famiglia, in più ovviamente. Nota positiva, non aumenteranno le multe stradali. Casello, carburanti e sigarette, maxi stangata di inizio anno. Eccole qua, attenzione. Pedaggi autostradali, nelle ultime 24 ore già milioni di automobilisti hanno subito la prima stangata di caselli a causa del nuovo adeguamento tariffario all'inflazione dell'1,5%. In particolare l'aumento dell'1,5% riguarderà quasi tutta la rete, a eccezione della Salerno-Pompei-Napoli più 1,9 e l'Autobrennero più 1,4. Tabacco, più che di rincari si può parlare di trasfusione di soldi nei prossimi 3 anni dei tabagisti allo Stato. La manovra del 26 aumenta progressivamente nel triennio 26-28 l'importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti, tabacco trinciato. La misura voluta dal governo per aumentare le entrate statali di 1,5 miliardi e disincentivare il consumo di tabacco ha portato a un rincaro medio di circa 15 centesimi a pacchetto. Sale invece di circa 50 centesimi il tabacco trinciato. Rincari più limitati per le sigarette elettroniche e tabacco scaldato, circa 10 centesimi. Numeri alla mano, un pacchetto di sigarette che costava 5,30 euro può arrivare a 5,45 nel 2028 a quasi 5,70 euro. Gasolio, signori miei, altro che la progressiva eliminazione delle accise sui carburanti reclamata da Giorgia Meloni in un famoso video del 2019, cioè 7 anni fa, girato in un distributore al grido di noi pretendiamo che vengano progressivamente abolite. Il governo sta iniziando a far cassa proprio su quegli introiti. Una promessa, quella dell'eliminazione delle accise, che era stata sbandierata dalla Premier anche durante la campagna elettorale del 22. Invece da ieri le accise su benzina e gasolio da autotrazione sono state parificate come previsto dalla manovra. Questo significa che fare il pieno costa 4 centesimi al litro in meno per la verde e 4 centesimi al litro in più per il gasolio. Scusate, ma la parificazione, come vedete, ha fatto male pure a me. Il riallineamento delle accise sui carburanti è stato varato anche per adeguarsi alle richieste dell'UE sulla progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, tra le quali gli sconti fiscali sul gasolio. Il diesel in Italia, proprio per via dei benefici fiscali sul gasolio, il risultato sarà maggiore incasso per lo Stato, stimato in circa 500 milioni l'anno. Polizza RC Auto si aumenta tra il 2,5% e il 12,5%, questo sugli infortuni conducente. Polizza assistenza stradale, rincari dal 10 al 12,5%. E con questo noi ce ne andiamo in pausa, ci sentiamo la pubblicità, il meteo, noccioline, caramelle e poi ascoltiamo niente po' di meno che Raffaella Carrà con tanti auguri del 1978, perché com'è bello far l'amore da Trieste in giù, ci dispiace per quelli di Sondrio, ma vi vogliamo bene lo stesso. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Soffia il libeccio sull'Italia, la giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità soprattutto sul versante tirrenico del paese. Di mattinata avremo precipitazioni frequenti, anche se a carattere irregolare, dalla Toscana alla Calabria. Altrove il tempo sarà più asciutto ma con presenza di molte nubi. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni potranno interessare tutte le regioni tirreniche e l'Umbria, nevosi a quote elevate sugli Appennini. In genere asciutto altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis.
Un saluto cari amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbi, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Se per caso cadesse il mondo io mi sposo un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io sono pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Tutti dicono che l'amore fa braccetto con la follia, ma per una che è già matta tutto questo che vuoi che sia. Tante volte l'incoscienza è la strada della virtù. Litigare per amarsi sempre di più. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io sono pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con
non ha. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In Europa e in tutto l'Occidente la libertà di espressione è in pericolo, minacciata dal politicamente corretto. Ecco perché servono spazi in cui coltivare ancora il pensiero critico. Martedì e giovedì, dalle 13 alle 14, su Radio Libertà va in onda La Cittadella. Entrate nella fortezza del pensiero libero con Matt Kerus, Massimo Salvati e Francesco Borgonovo. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Eccoci qua. Come vedete, la tecnologia ha avuto il sopravvento, si spera. Non capisco perché si veda la cosa. Scusate un momento che vediamo di darvi la condivisione dei giornali. Ecco, stavolta dovrebbe essere quella giusta, Simone, guarda un attimo. Stavolta dovremmo aver avuto ragione della tecnologia e quindi dovremmo essere in grado di mostrarvi i quotidiani finalmente. Vediamo un po' se abbiamo fatto il miracolo. Sì, ce l'abbiamo fatta, eccolo qua. Ah, Gesù ti ringrazio. Va bene, allora, purtroppo sapete, io una volta ho conosciuto un amico che faceva il camionista e lui mi raccontava che con il camion, quando era solo, gli parlava e quindi gli diceva: che c'è, ti lamenti, stai male, tra poco arriviamo nell'area di servizio, ti faccio la punturina. Ecco, ho dovuto fare la punturina al MEC e ce l'abbiamo fatta. Va bene, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi.
Dovremmo essere quasi al momento del qui Parlamento, vediamo un po', sì, va bene, sì, abbiamo ancora minuti. Intanto le vostre zappe al 340-670-9659. Gianni da Brescia. Purtroppo da tempo c'è questa abitudine di accendere qualcosa di pirotecnico nei locali, con tali conseguenze disastrose, ahimè. Grazie per non aver fatto una cronaca esagerata dell'orrore. Ancora Alessandro da Losanna. Ciao Alessandro. Ciao Antonino, vivo in Svizzera, spesso si pensa che qui tutto funzioni e sia tutto perfetto, ma non è sempre così. A Kranz ci sono state le fiammelle nelle bottiglie, una grande stupidità. Chi gestisce i locali non dovrebbe permetterle, i giovani spesso non si rendono conto dei rischi, ma in strutture fatte in legno il pericolo è reale. Così come è vietato fumare nei luoghi chiusi, anche le fiammelle non dovrebbero essere autorizzate. Una preghiera per le vittime e per le loro famiglie. Ecco, grazie Alessandro e un abbraccio anche a te. Allora, adesso, dopo avervi parlato dei rincari, dopo aver ascoltato Raffaella Carrà con tanti auguri del 1978, andiamo a pagina 9 del Fatto Quotidiano. Ecco qua, la Camera si allarga, signore e signori, sono stati assunti altri 100 tra hostess e cucina. Champagne! Allarme a Montecitorio, la società in-house voluta da Fratelli d'Italia lamenta pure la carenza di personale addetto al lavaggio delle verdure. Cosa scrive la collega Ilaria Proietti? 96 addetti all'accompagnamento ai piani, incaricati anche di segnalare l'abbandono di cartaceo, spegnere e accendere i microfoni a palazzo. La società in-house di Montecitorio s'allarga, il 2026 regalerà altro personale dopo gli oltre 300 assunti direttamente dalle ditte private che fino all'anno scorso garantivano alla Camera i servizi di facchinaggio, parcheggio, pulizia e ristorazione. Entreranno dunque in organico anche quasi 100 tra hostess e steward preposti a dare manforte ai commessi di rango, in ossequio ad apposito ordine del giorno rivendicato dal vicepresidente Fabio Rampelli. Ma il piatto forte sarà in cucina, pallino del dominus dell'operazione in-house, ossia Paolo Trancassini, deputato questore di Fratelli d'Italia, ristoratore di professione. CD Servizi vuole reclutare un esercito di pulitori di carciofi, puntarelle, insalatine varie per ingrossare la brigata della ristorazione che già conta su 108 addetti, a cui si sono aggiunti in corso d'opera 2 capi chef appositamente selezionati per impreziosire il servizio e ingolosire i palati. Per quanto riguarda i piatti proposti, al fine di arricchire l'offerta settimanale del menù, si punterà sempre più alla stagionalità dei prodotti scelti, su collaborazioni con consorzi e comunità montane, selezioni di aziende locali a supporto del prodotto fresco a chilometro zero. La società prevede di inserire in numero sempre maggiore prodotti freschi che determinano una più elevata soddisfazione della clientela, che nel primo anno di attività è stata condizionata dalle carenze di personale addetto al lavaggio delle verdure. Si legge nel piano gestione per il 26 predisposto da CD Servizi, che intende reclutare 24 addetti alle pulizie, settore che sarà impiegato anche per dare supporto alla ristorazione. Ci fa piacere che i nostri rappresentanti del popolo siano così meglio ristorati e serviti. Bene. Andiamo adesso a vedere, invece facciamo un altro balzo all'estero perché vi voglio parlare di Mamdani e andiamo su Il Giornale a pagina 7. Eccolo qui. No, questo è Annun, scusate, io manco riesco a leggere più quello che scrivo io, è straordinario, veramente. Eccolo qua, pagina 8, scenari internazionali, ne scrive il collega Gian Michalessin, lo sfregio di Mamdani giura sul Corano a 25 anni all'11 settembre. Il sindaco di New York non rinnega l'intifada globale, tra l'altro una cravatta che fa veramente schifo nella fotografia, vabbè, la classica cravatta americana che fa sempre schifo. Non hanno proprio gusto, scusate, lo devo dire. Allora, cosa dice il buon Mamdani? Il buon Michalessin scrive: ce l'avessero raccontato in quel settembre 2001 davanti alle rovine fumanti di Ground Zero, non ci avremmo creduto.
Invece, neanche 25 anni dopo le stragi delle Torri Gemelle per mano del terrore jihadista, New York s'affida a Zoran Mamdani, sindaco islamista, che pronuncia sul Corano, anzi su 2 Corani, il suo giuramento alla città, senza mai rinnegare gli auspici di un'intifada globale pronunciati durante la campagna elettorale. Certo, Mamdani, pargolo di un antropologo ugandese con cattedra della super liberal Columbia University e una famosa regista di origini indiane, altrettanto liberal, non può essere paragonata ai truci terroristi di Al-Qaeda, non fosse altro perché, a differenza di Osama Bin Laden e compagnia, non predica il fondamentalismo sunnita ma il credo sciita. La sua ascesa non è però meno inquietante, non solo per la sua fede anti-israeliana o per la nomina a consulente legale nella metropoli di Ramzi Qassem, già avvocato di un terrorista di Al-Qaeda. Tutto in Zoran, a partire dal giuramento davanti a pochi intimi nel cuore della vecchia stazione del metro di City Hall, chiusa da decenni, fa pensare a un progetto scenografico e al tempo stesso strategico. In quella scenografia le viscere della Grande Mela non sono, come vuole farci credere, solamente un omaggio ai lavoratori della metropoli. Un sindaco nero e musulmano che giura su 2 Corani, uno del nonno, l'altro appartenuto a uno scrittore storico afroamericano, sorretti dalla moglie siriana, pure lei musulmana, Dama Duwaji, nella città simbolo dell'11 settembre, ha una potenza comunicativa tanto devastante quanto l'immagine dei 2 aerei di linea che abbatterono le Torri Gemelle. Forse non per noi, ma certamente per le centinaia di musulmani che hanno seguito in mondovisione il giuramento. Ma torniamo a Zoran. Chiunque lo definisse vicino al terrorismo jihadista sbaglierebbe di grosso, ma sarebbe altrettanto miope chi non scorgesse nella sua ascesa le tipiche mosse dell'Islam politico. Sentite quel profumo di sottomissione di Michel Houellebecq, vero? Lo avete letto? Ve ne aggiungo un altro, 2084 di Boualem Sansal, che è un vero e proprio eroe. Leggete Boualem Sansal, vi prego. A New York, Zoran promette case d'affitti congelati, negozi di proprietà pubblica a prezzi calmierati, autobus gratis. A Teheran, 56 anni fa, le moschee fedeli a Khomeini conquistarono il paese e deposero lo Shah, aiutando oppressi, analfabeti e miserabili. Ma la vittoria dell'Islam politico khomeinista non fu un fenomeno solo iraniano. La sua scintilla resuscitò una fede islamica che sembrava appassita, e con la stessa metodologia l'Islam politico dei fratelli musulmani portò a Gaza quella massa diventato forza egemone finanziando scuole, università e orfanotrofi. E all'alba del 2011 furono i denari del Qatar e della fratellanza musulmana a dar vita a quelle primavere arabe dipinte come alba della democrazia e subito rivelatesi l'anticamera dello jihadismo. Quindi attenzione al signor Mamdani, perché far sventolare su New York la bandiera dell'intifada globale non è un messaggio ininfluente. Quel termine, mai rinnegato dal nuovo sindaco islamico socialista, può sembrare, a noi europei annoiati, una banale esagerazione, ma non lo è per un'umma musulmana pronta a concludere che se Zoran ha conquistato la Grande Mela e sepolto la memoria delle 2.977 vittime dell'11 settembre, allora l'Islam globale ha la forza e la capacità di conquistare non solo Gaza e la Palestina, ma anche America, Europa e il resto del mondo. Lo lascio alla vostra valutazione, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Sono le 8:52, adesso noi andiamo con Qui Parlamento, parla la senatrice Erika Stefani, siamo e saremo sempre dalla parte degli amministratori locali. Vai pure Simone, grazie. Qui Parlamento. Grazie Presidente, grazie. Questa riforma, come altre riforme che sono state intraprese da questo governo, è una riforma che punta a deficientare alcune istituzioni e gli istituti stessi, così come si è fatto con la riforma della giustizia, con la separazione delle carriere, così come col tema del regionalismo differenziato. In che senso la riforma? Le riforme, quelle buone, sono quelle che portano l'azione e della pubblica amministrazione verso quello che è il vero obiettivo. La Corte dei Conti ha uno scopo, ha un compito, che è quello di controllare come vengono spesi i denari pubblici, come vengono utilizzati i denari pubblici.
In quest'Aula già oggi è stato menzionato più volte, ma lo chiamo anch'io, lo ricordo anch'io. Quello è stato un intervento nel corso dell'insediamento del primo presidente della Corte dei Conti, ancora nel 1862. Qual è l'obiettivo della Corte dei Conti? L'esigenza di sostenere i ministri nel governare. Quindi la Corte dei Conti, differentemente da come viene anche intesa, ma non intesa solo dai cittadini, ma come è intesa dalla stessa magistratura contabile, deve essere votata a verificare che il denaro pubblico, che è sacro, non venga mai distratto da quello che è il suo obiettivo. Ma nel momento in cui occorre fare questo lavoro, non solo si necessita di indagini, di verifiche, ma occorre che la decisione della magistratura persegua principi di equilibrio, di buon senso, di saggezza e di senso pratico. E quindi la problematica riguarda qual è il corretto esercizio del potere della Corte dei Conti. L'esercizio del potere della Corte dei Conti non è solo ed esclusivamente quello di ricercare e condannare funzionari infedeli, ma deve aiutare la pubblica amministrazione a funzionare meglio. Allora ci si domanda se l'azione fortemente inquisitoria che è stata fatta, che è stata utilizzata da alcuna parte della Procura della Corte dei Conti, persegue effettivamente quell'obiettivo? La domanda potrebbe trovare una risposta quando si vede e si raffronta quante sono le condanne, il recupero del denaro rispetto a tutti i procedimenti aperti. E sorge la domanda, se tutti quei procedimenti sono nati perché ha sbagliato il funzionario, il politico, o perché ha sbagliato la stessa procura? Si è parlato anche qui della paura della firma. Ora, non è un alibi la paura della firma. Non occorre nemmeno abusare fin troppo del principio e del concetto dell'abuso della firma. Chi ha coraggio di decidere, chi non ha coraggio di decidere, non deve andare a fare il sindaco, non deve andare a fare il presidente della provincia, non deve andare a fare il ministro, non deve andare a fare l'assessore regionale. Noi, i nostri sindaci della Lega, hanno sempre avuto molto coraggio nelle decisioni e nel prendersi le responsabilità. Qual è il problema della firma? È che nel momento in cui anche solo c'è un rischio ventilato di quella che è una responsabilità contabile, qual è la prima macchina che si ferma? È la macchina burocratica, perché oggi con le riforme che sono state fatte ancora ai tempi della Bassanini, chi firma spesso è il funzionario. Ma nel momento in cui lì sì c'è la paura di quelle che possono essere le eventuali conseguenze del proprio atto, nulla si produce e tutto si autocommissaria. Però, visto che viene sollevato questo tema anche da parte anche dell'opposizione, però, colleghi senatori, chi intimorisce, chi ha veramente la paura della firma, non sono i disonesti, ma sono gli onesti. Ed è per quello che noi riteniamo questa legge una legge non solo opportuna ma anche necessaria. Il motivo per il quale noi la votiamo a favore, noi tutti il gruppo della Lega, è forse perché nel momento in cui viene stigmatizzata e definita la colpa grave, si prende in considerazione che nella valutazione della colpa si dovrà guardare anche il grado di chiarezza, di precisione delle norme. Una norma ambigua, una norma fumosa, chiaramente può lasciare degli spazi. E quello che accade è che finché tu aspetti a capire se è in corso veramente una colpa grave o una colpa lieve o senza nessuna colpa, passano gli anni e subisci magari anche dei procedimenti profondamente infanganti. Riteniamo di votarla perché fino ad oggi vi era anche la preoccupazione di trovare degli accordi. In questa norma si limita la responsabilità per dolo nel caso in cui si abbiano delle conclusioni di accordi di conciliazione, procedimenti di mediazione, conclusione di procedimenti con accertamento con adesione. E non stiamo parlando di procedimenti dove si esclude il darsi, sono dei procedimenti in cui si dà, dove si versa, dove si paga. È chiaro che in questo la responsabilità deve essere limitata all'ipotesi
puramente dolosa. La votiamo come gruppo della Lega perché finalmente si introduce una presunzione di buona fede. C'è un problema fra il rapporto spesso fra il politico e il funzionario. Il politico non può e non deve avere la competenza del funzionario, altrimenti rischierebbe di essere lui stesso per primo un burocrate. Ma nel momento in cui io prendo una decisione politica verso una direzione nella mia amministrazione e ho il mio funzionario che mi dichiara è tutto in regola, quella mia azione non può essere valutata come un'altra. È chiaro che lì si presume che io abbia agito in buona fede. La votiamo perché, è vero, è stata introdotto dei limiti nel risarcimento dei danni. È vero, sono stati introdotti dei limiti, ma non lo dite a tutti coloro che ci seguono che questi limiti sono introdotti non per coloro che rispondono a titolo di dolo. Chi commette un fatto doloso paga integralmente. Le fattispecie colpose, tenendo conto di quello che abbiamo detto sopra, dell'ipotesi di colpa grave, delle difficoltà che ci possono nella lettura della norma, riteniamo che anche questa norma, per quanto abbia destato anche un po' di perplessità, debba essere anche condivisa. Abbiamo poi delle altre importanti norme che riguardano la riorganizzazione stessa della Corte dei Conti. E ne sottolineo solo un paio, ne sottolineiamo solo un paio, per capire quanto è importante. Uno, si invita e si farà una razionalizzazione del quadro normativo, raccogliendo le norme in codici, in testi unici. Questo per fare sì che tutta la normativa che riguarda l'organizzazione della Corte dei Conti e lo svolgimento dei procedimenti sia chiara, sia nello stesso complesso. E due, che sia prevista il rimborso delle spese legali per chi è sottoposto a un procedimento, magari ingiustamente, alla fine è riconosciuta la sua non responsabilità e si trova comunque a avere pagato comunque, perché deve pagare il legale. Per queste ragioni noi insistiamo affinché questo provvedimento possa trovare e diventare definitivamente legge. Noi siamo dalla parte degli amministratori, lo siamo sempre stati. Riteniamo che l'amministratore onesto, l'amministratore che ha il coraggio di prendere le proprie decisioni, non deve essere che non supportato e non è invece ad essere esposto continuamente a una spada di Damocle e a un rischio costante che quella che è la sua attività possa essere poi rivolta davanti a giudici e soprattutto con grossissime responsabilità economiche. Grazie. Grazie. Qui Parlamento. Come tanti ho sognato di volare, Oh oh, come loro volevo andar più su, oh 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 oh. dove il cielo è di un bel colore azzurro, Un azzurro che tira quasi al blu. ma all'improvviso mi sono ribaltato, la testa in basso, i piedi in su, sotto di me c'era una cosa immensa. Ero sopra l'aeroporto di Malpensa. L'aeroporto di Malpensa è molto bello. L'aeroporto di Malpensa è tutto in piano. L'aeroporto di Malpensa è fatto a mano. È l'aeroporto che piace all'aeroplano. All'aeroporto di Malpensa c'è chi dorme, c'è chi pensa, chi non c'ha la coincidenza e resta lì. L'aeroporto di Malpensa è straordinario, è il migliore che c'è nel circondario. All'aeroporto di Malpensa c'era un nano che già aveva la faccia d'aeroplano. Era lì che piangeva già da un mese, era lì che aspettava Biancaneve. All'aeroporto di Malpensa c'era lei, era lì che ci aveva in braccio un gay. Ma quando mi ha guardato il mio cuore si è fermato, poi è partito e sono rimasto lì con lui. Malpensa, Malpensa, oh mamma che esperienza. Mai dire mai, soprattutto con i gay. Malpensa, Malpensa, continua l'esperienza. Io penso a lei, ma vivo con un gay.
L'aeroporto di Malpensa è decentrato, ma pur sempre vicino alla città. L'aeroporto è quello di Milano, per andare in città ci vuole il treno. All'aeroporto di Malpensa c'è chi aspetta, c'è chi spera che stasera il suo bagaglio arriverà. Io non posso vivere senza guanti, senza spazzolino per i denti. L'aeroporto di Malpensa è sorvegliato, protetto da un filo spinato. Chi entra viene schedato, filmato, fotografato. Finalmente l'aeroporto di Malpensa è molto bello. Ci voleva un aeroporto di Malpensa a quest'ora, alle 9, 4 minuti e 29 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato Cocchi e Renato, l'aeroporto di Malpensa, anno di grazia 2007. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Io non vi avevo mostrato, per i problemi tecnici all'inizio della trasmissione, la prima pagina di Italia Oggi. Nella manovra i criteri ESG, la sostenibilità entra nella legge di bilancio del 26 con effetti operativi per imprese, professionisti sui piani industriale, energetico, governance sociale e finanziaria. A pagina 9 di Italia Oggi c'è Pietro Valenti che scrive: le piazze dell'Iran si riempiono di gente contro i mullah, ma ora non sono più solo studenti. Infatti noi torniamo su Il Giornale, prendiamo l'assist per riferirvi di quello che sta succedendo intanto da giorni, perché siamo arrivati ora al quinto giorno di proteste in Iran. Tra l'altro io vi preannuncio questo: alle 11 io intervisterò Mario Filippo Brambilla, che fa parte del team di comunicazione di Sua Altezza Imperiale Ciro Reza Pahlavi, che è il figlio dello Shah dell'Iran. Lui era già stato nostro gradito ospite a Zoom a giugno durante la guerra dei 12 giorni. Lui torna oggi perché vogliamo fare il punto della situazione, sentire un po' anche l'umore del figlio dello Shah, perché sapete che per le strade di Teheran la gente grida morte a Khamenei, viva lo Shah. Il collega Vittorio Macioce su Il Giornale, adesso noi facciamo un patto, fatemi dire questo qua, l'intervista a Nordio sulla giustizia e poi una cosina su Hannun, dopodiché apriamo il telefono allo 0292947222. Potete però continuare a mandare le vostre zap o WhatsApp al 340-670-9659. Collega Vittorio Macioce, pagina 9 del Giornale: donne, studenti, mercanti, 3 fronti contro il regime, la polizia assalta i dormitori degli atenei, trattative invece coi bazar. Vi ricordo che quando ha chiuso il bazar nel 1979 a Teheran, quello fu il segnale che portò poi alla caduta dello Shah e all'instaurazione della Repubblica Khomeinista. Il silenzio di Khamenei è vivo? E infatti, cosa scrive Macioce? Il presente è un incendio che brucia nel silenzio delle stanze universitarie, negli occhi delle ragazze trascinate via nella notte, nella paura dei padri che non sanno più come proteggere le figlie e la rabbia di un paese che ha smesso di inginocchiarsi. Le immagini arrivano filtrate dai social, raccolte dalle voci che rischiano la vita pur di farsi sentire. I Pasdaran fanno irruzione nei dormitori femminili, portano via le studentesse, le caricano sui furgoni bianchi senza numero di targa. Ogni porta sfondata è una sentenza che dice la Repubblica Islamica ha paura. Questa non è un'altra manifestazione contro il caro vita, è molto di più. È un popolo che chiama per nome il proprio tiranno e ne chiede la fine. Morte al dittatore non è più uno slogan clandestino sussurrato da pochi. È grido pubblico, coro di migliaia che non vogliono vivere col capo chino. L'Iran è arrivata al punto in cui le rivolte non si spengono più con la repressione, le botte, le pallottole, i lacrimogeni hanno perso il potere di terrorizzare. L'Ayatollah Khamenei non appare da settimane, ha 86 anni e il futuro gli scivola dalle mani come sabbia. Le donne davanti a tutti, come nel 22, come dopo la morte di Mahsa Amini, le donne guidano l'insurrezione. I video sono un catalogo di coraggio, ragazze che si oppongono agli arresti, giovani uomini che le difendono circondando gli agenti, studenti che non arretrano nemmeno quando arrivano le armi. È la generazione che non ha più nulla da perdere, o vivono liberi o non vivono affatto. Tutto questo avviene con i bazar serrati e i commercianti che scendono in piazza. Il Rial, sprofondato a valori irriconoscibili, dice che il sistema si è rotto e l'inganno si vede anche nel cambio delle monete.
Un dollaro vale ufficialmente 42.000 rial iraniani, ma nella realtà viene scambiato a 1,5 milioni. A inizio dicembre erano ancora 800.000, è tutto finto, assurdo. Il lavoro non basta per vivere, le famiglie che producevano ricchezza ora cercano una via di sopravvivenza e quando il denaro si sbriciola cade anche la paura. Dove inizia la fine? Questa è una rivolta senza elite, senza un partito guida, senza eroi designati. La guida è collettiva. Le piazze si accendono spontanee dai quartieri più poveri alle grandi città. Tra l'altro, mi permetto di dirvi, ieri sera ho seguito un surreale dibattito su Al Jazeera lo sapete, è TV qatariota. C'era sto professore che parlava da Teheran, pensate aveva la cravatta. Ora direte voi, vabbè, sei tu che hai la mania. No, in Iran vi ricordo che la Repubblica Khomeinista proibisce la cravatta perché è simbolo della decadenza occidentale. Infatti, se ci fate caso, i loro esponenti politici o hanno la camicia col colletto alla coreana, e quindi la cravatta non te la puoi mettere, o vanno vestiti con le loro palandrane. Questo era con la cravatta e faceva sto discorso, ragazzi, veramente da mettersi le mani ai capelli. No, la gente protesta, sì, però protesta per motivi economici. Poi in realtà c'è qualche infiltrato mandato da Israele che cerca di aizzare le piazze. Ma vi posso garantire che le cose sono tranquille qui. Ma che cazzo stai dicendo, veramente? Vi giuro, mi ha ricordato, ve lo ricordate quel ridicolo portavoce di Saddam Hussein nel 2003 che c'aveva i carri armati americani dietro casa e però alla televisione diceva no, noi stiamo vincendo la guerra, Baghdad è sicura, noi qua, là, io spacco qua, spacco là, ma che spacchi? Tiene una supposta invece che, vabbè, questa è una citazione degli Squallor, Berta, del 77. Va bene, allora andiamo alla questione Nordio, che il ministro Nordio che ha rilasciato questa intervista a pagina 21 del Corriere della Sera sulla riforma della magistratura. Ragazzi, per favore, ragazze che mi ascoltate da 0 a 99, anzi dai 18 a 99 e oltre anni, perché avete la possibilità di andare a votare, care ragazze, andate a votare pure voi. Non fate, vi prego, questo non è il referendum col quorum. Quindi quello che dice io non sono andato a votare per protesta, a sto giro è meglio che sta zitto. Cosa dice il ministro Nordio a proposito della riforma? La prima riforma al traguardo del 26 sarà quella della giustizia, scrive sul Corriere della Sera la collega Virginia Piccolillo. Ministro Nordio, dunque, quando si voterà il referendum? Il 22 o il 29 marzo? La data non è stata ancora fissata, presumibilmente nella seconda metà di marzo. È vero che il governo vuole accelerare perché teme che i sondaggi ora favorevoli al sì possano cambiare segno? Semmai è il contrario. Siamo convinti che più informiamo gli elettori su contenuto e importanza di questa riforma, più li porteremo alle urne con risultati positivi. Ma il faccia a faccia con l'ANM ancora non c'è stato. È l'ANM che ha detto di no. Io ho chiesto un confronto 1 a 1. Prima ha rifiutato il presidente Parodi, poi il segretario Maruotti e poi tutti gli altri, dicendo dapprima che non volevano buttarla in politica. Poi, siccome avevano partecipato a dibattiti con politici, hanno corretto il tiro, dicendo che va bene discuterne con altri politici, ma non con esponenti di governo. Se non vengono vuol dire che hanno paura del confronto con me. Quindi, bella gente, 22 o 29 di marzo ci si alza e si va tutti a votare, per il sì ovviamente, alla separazione delle carriere. Almeno io vado e voto sì. Chiudiamo con Annun, andiamo sul Libero. Possiamo già ricevere, il telefono è aperto 0292947222. Eccolo qua, Annun, i nostri amici e colleghi di Libero, che pagina 7, scrive il collega Simone Di Meo, nel cellulare di Annun spuntano i legami con i tagliagole di Hamas. Secondo gli inquirenti, nel telefono dell'architetto Propal ci sarebbero foto con esponenti dell'organizzazione terroristica e riferimenti chiari alla lotta armata. L'uomo verrà presto trasferito in un carcere di massima sicurezza. Pensate un po'. C'è un passaggio che per la procura segna il punto di contatto più diretto tra narrazione, militanza e sostegno economico. Si tratta del salvataggio di una cronologia WhatsApp del 29 gennaio 2016 relativa a una chat alla quale partecipano Annun e altri 2 soggetti.
Il dialogo fa riferimento alla morte di 7 appartenenti alle brigate Al-Qassam, rimasti uccisi nel crollo di un tunnel in costruzione a Gaza. In quel contesto Hannun, parlando secondo l'interpretazione degli investigatori delle famiglie palestinesi e della necessità di aiutarle economicamente, scrive: non basta che sacrifichino i loro figli e i loro giovani per la nostra dignità e i nostri luoghi sacri, proteggiamo almeno le loro spalle e alleviamo il loro dolore. Dal solo cellulare di Hannun, infine, emergerebbero ulteriori immagini ritenute significative. L'invito e le fotografie di un evento organizzato da Hamas per il 29° anniversario della sua fondazione, al quale, secondo gli atti, avrebbe partecipato anche con la figlia Jinana e altri 2 soggetti. Ci sono poi scatti che lo ritraggono sotto uno striscione di Hamas, fotografie insieme ad Ali Baraka, alto dirigente del movimento, con la moschea di Al-Aqsa sullo sfondo, e immagini di gruppo con la moglie e la figlia accanto ad altri esponenti di vertice, tra cui Khalil al-Ayya, vice del sanguinario Yahya Sinwar. Abbiamo una telefonata, un momento che finisco qui. Sul piano cautelare, intanto, la posizione di Hannun si è ulteriormente irrigidita. La GIP Silvia Carpanini, accogliendo il parere negativo del PM Marco Zocco, ha respinto la richiesta di colloquio in carcere avanzata dai familiari dell'indagato. Il diniego è stato motivato dal fatto che i parenti risultano a loro volta coindagati e permangono allo Stato esigenze investigative. Nella stessa giornata, Hannun, detenuto nel carcere di Genova e visitato da uno dei suoi difensori, l'avvocato Emanuele Tambuscio, è stato negato anche il tappetino per la preghiera e il Corano richiesto a uso personale, poiché la copertina rigida del testo sacro non sarebbe risultata conforme al regolamento penitenziario. È stato inoltre disposto il prossimo trasferimento dell'indagato in un istituto dotato di sezione di alta sicurezza, verosimilmente Ferrara o Alessandria. Simone, io tolgo la condivisione e il telefono è aperto allo 02 9294 7222. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono il Walter. Uè, buongiorno. Ciao, volevo farti gli auguri di buon anno e poi farti una considerazione. Prima hai letto un articolo nel quale dicevi che Xi Jinping va verso il 4º mandato e io dicevo Mattarella probabilmente andrà verso il 3º. Allora, noi che siamo una democrazia e potremmo scegliere, ci becchiamo per il 3º mandato. Non lo so, è una battuta. Però se dovessi scegliere fra Mattarella e Xi Jinping, prendila come battuta, preferisco Xi Jinping perché perlomeno è trasparente. Sappiamo che è un dittatore, è tutto quello che è, mentre Mattarella è un sottomarino. Sott'acqua fa di tutto e ancora di più. Secondo me è un sottomarino a banana, nel senso che gira intorno, fa di tutto. L'altra cosa, se mi permetti, un aneddoto, perché ho sentito Cocchi e Renato, se vuoi te lo dico. E questo, al derby si esibivano Cocchi e Renato, l'ho sentito direttamente dalla bocca di Cocchi. Lui al derby si esibivano e al derby c'era della bella gente, tra l'altro anche Fontana, il famoso pittore, quello dei tagli. Sì, Lucio Fontana. E Fontana non aveva la macchina, no? Allora una sera Cocchi, che aveva la macchina, il Fontana che parlava milanese, dice: "Uè, ti accompagniamo a casa." E lui dice: "Va bene, ti accompagno a casa." Lo prendo, lo accompagno a casa. Quando sono arrivati sotto casa del Fontana, il Fontana dice: "Dai Giuino, sì che ti regala in quader." E lui dice: no, non ho tempo, vado via. Beh, insomma, alla fine i quadri di Fontana valgono dai 2-3 milioni di euro in su, e lui dice: "Oh, quanto sono stato pirro." È un aneddoto che mi ha ricordato sentendo la canzone di Cocchi. E vorrei ben dire... No, dimmi. No, vorrei ben dire, insomma, però certo, Fontana che paga un passaggio con una delle sue tele, io gliene avrei dati anche più di uno di passaggi con l'Alfa, ma questa è un'altra storia. L'autista avrei fatto per lui un quadro ogni volta. A voglia. Niente, dai, forza Vibonese e forza Newcastle, tutti e due non stanno andando benissimo. Però no, siamo messi male noi altri, molto male, molto male. Lo so, vedo le classifiche. Ciao Antonino. Un abbraccio, ciao. Certo, Mattarella comunque, grazie a Dio, non è Xi Jinping, perché Xi Jinping, quelli che non vuole avere nei vari comitati di governo, li fa arrestare in diretta e cacciare senza tanti complimenti direttamente dalla sala del Politburo. Quindi, se permettete, c'è una bella differenza, insomma. Grazie a Dio siamo una repubblica democratica.
Altre 2 telefonate, pronto chi è là? Buongiorno signor Tonino, Lisetta. Ben trovata. Grazie, molto gentile. Allora, io volevo dire 2 parole sull'informazione italiana e la manipolazione, signor Tonino. Allora, secondo me l'informazione diventa ideologia e con questa si scende in piazza o si crea un sistema politico di governo. Ma qual è l'informazione corretta? E chi può esprimerla si può fare, secondo me, attraverso la testimonianza scritta, stampa, libri o con i media audiovisivi. Poi l'informazione scorretta e manipolatoria fa esattamente il contrario. Si parte da una ideologia, secondo me, e si costruisce una frase ad effetto univoca e distorta. E voglio terminare. L'esito delle elezioni, signor Tonino, sarà scontato se l'informazione è arrivata al maggior numero dei disinformati. Tutto qua, la saluto e buona giornata. Grazie. Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Quella, buondì. Auguroni a tutti, Allora, anche a te. Dimmi. Il giuramento sui Corani del sindaco di New York è un messaggio devastante, è un messaggio di grande carica per il mondo musulmano, anche se lui è sciita, perché è vero che sciiti e sunniti si sparano e si fanno fuori l'uno con l'altro, però quando si tratta di sostenere l'Islam sono uniti. Prova a pensare, non è diventato sindaco di Mantova o di Crotone o di Vibo Valentia, è diventato sindaco della Grande Mela, una città che è icona per tutto il mondo. E quel messaggio cosa sta a significare per il mondo musulmano? Che cosa no? È roba nostra. Ecco, esatto, proprio così. E il prossimo passaggio magari non sarà tra 2 anni, cioè quando ci sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti, però possono anche metterci un puntino e dire tra X anni metteremo un nostro rappresentante, anche perché la parte musulmana degli Stati Uniti esiste. Quest'anno ha votato, 2 anni fa ha votato per Trump, la maggior parte di loro. Adesso non lo so con il sostegno di Israele. Allora chiudo dicendo che attenzione, perché i musulmani sono fieri dei loro valori, che noi non condividiamo, ma molti di loro sì. Il problema è che noi occidentali non siamo più fieri dei nostri valori, non siamo più fieri della nostra identità. Non dico tutti, però una gran parte sì, e soprattutto una gran parte dei politici di sinistra sputerebbero davvero volentieri sui propri valori e sui valori occidentali. Però ricordiamoci, chiudo, che tutte le civiltà hanno fatto colonizzazione, lo hanno fatto i cinesi in Asia, lo hanno fatto i musulmani conquistando praticamente il mondo arabo, tutto il Nord Africa, la Spagna, e sono stati fermati per fortuna da Carlo Martello da una parte o Carlo Magno, anche i Balcani, e si sono fermati a Vienna nella battaglia del 1776. Quindi dire oggi che l'Occidente è una carogna perché ha creato le colonie e ha colonizzato mezzo mondo è una falsità, perché lo hanno fatto tutte le civiltà. O ci riappropriamo dei nostri valori e ne andiamo fieri, o saremo spazzati via. Ciao Antonino, grazie. Ma il discorso ovviamente è molto complesso. È chiaro che un gesto del genere indica intanto una questione identitaria, cioè io sono questo e sono diventato il sindaco della città più ebraica che esista al mondo, e questo è un messaggio non da poco, specialmente nel momento in cui in Occidente c'è un antisemitismo disgustoso che si taglia col coltello. Tu parli della sinistra. Ieri Paola Concia, che certo non la si può definire una pericolosa fascistoide, anzi ha scritto una lettera aperta che io ho ampiamente condiviso, nella quale dice chiaramente alla sinistra: vi siete venduti l'anima al diavolo per 4 voti. Cioè voi rischiate di, per compiacere l'Islam estremista e così via, voi rischiate di perdere tutto quello che era la vostra identità e che avete costruito nella vostra storia. Marco Rizzo,
comunista, mo ci vuole, per dirla come Benigni con Berlinguer, vero comunista garantito, uno così che dice io non sono più comunista, non appartengo più a questa roba qua. Il professor Luca Ricolfi, che ha scritto, uomo che non può essere assolutamente definito come uomo di destra, che però ha scritto un libro come La mutazione, in cui spiega come la sinistra attuale sostanzialmente sia finita vittima del woke, del radicalismo chic, di tutta questa robaccia qua, che con la difesa dei lavoratori non c'entra assolutamente niente. Ora qui stiamo assistendo a un vero e proprio suicidio, un cupio di solvi del potere per il potere. Questa è una cosa che veramente, probabilmente a Pasolini avrebbe ispirato forse il seguito di Petrolio, avrebbe ispirato un romanzo ancora più cruento, probabilmente di Sottomissione di Houellebecq, perché qui abbiamo una sinistra che corteggia il voto islamico islamista, ma attenzione, non di un Islam che vuole integrarsi, ma di un voto etnico. Cioè io sono questo, mi impongo come tale, voglio il mio spazio politico e me lo prendo col voto di quelli che simpatizzano con me. Questo è il problema. Questo è il problema. Il MURO, no? Musulmani a Roma, o il partito islamista a Monfalcone contro cui si è spesa lodevolmente, aggiungerei, Anna Cisint. Cioè, tutta questa roba qua è semplicemente noi siamo questo e vogliamo il potere. Quindi della Costituzione, della libertà di parola, del fatto che le donne possano girare con la minigonna, del fatto che abbiano dei diritti, del fatto che la legge statale prevalga su quella religiosa, perché vi vorrei ricordare che in questo paese i 10 comandamenti non sono legge. La Sharia invece è una legge religiosa che deriva dal Corano e dagli hadith del profeta e che è superiore a qualunque legge civile. Allora voi provate a immaginare un partito del genere alleato della sinistra che entra in Parlamento. Che cosa succederebbe dopo? E che cosa direbbero questi signori? Ve lo dico io che cosa direbbero. Ma questa è la loro cultura, questo è il meticciato, lo diceva pure Papa Francesco, questa è l'integrazione, è il futuro, è l'accoglienza. E così diventeremo l'Italia Stan. In Iran c'è una repubblica islamica che è un regime marcio e corrotto, che sta cadendo dopo anni di ipocrisia, dopo anni di violenza, di repressione. Sta cadendo, può piacere o non piacere, ma speriamo davvero che stavolta cada. Quelli vogliono andare verso la libertà e verso i diritti. E noi invece, ve ne potete accorgere, oggi è il 2 gennaio, credo sia periodo di pagamento delle pensioni o sbaglio? Ecco, se andrete alla posta oggi, o se ci andrete nei prossimi giorni, perché tanto questo spettacolo avviene tutto l'anno, lui sulla cinquantina, lei sulla trentina col velo, lei che non parla mai una parola di italiano che sia una, e lui che con un fare anche arrogante tratta con l'impiegata per discutere dei documenti, della cittadinanza, del passaporto e così via. E pensate a tutti quei sindaci, tutti quei sindaci che si trovano davanti delle signore completamente velate, le quali non sanno nemmeno rispondere alla domanda come ti chiami, eppure vivono in Italia da 10 anni. Pensate a questo. Non possiamo avere un voto etnico, dovremmo avere un voto ideologico. Questo è il punto. Uno vota secondo quello che ha in testa, non perché siamo tutti italiani o perché quelli sono tutti del nord, gli altri sono tutti del sud, gli altri sono tutti con la cravatta o quelli senza cravatta. Non funziona così la democrazia. La politica, il dibattito, si chiama Parlamento perché è dibattito delle idee, non è dibattito delle etnie. Perché se no facciamo un passo indietro rispetto alla laicità dello Stato o anche al progresso che è nato grazie all'Occidente, perché tanto schifo l'Occidente, credetemi, non fa.
Va bene, ultimo messaggio da parte della nostra Pina da Monza e Brianza. Buongiorno Antonino, buongiorno a te cara Pina. Auguro a tutti voi un sereno anno 2026. Ricordo a tutte le persone alle quali fa piacere ascoltare e partecipare a questa radio di volerla sostenere con una quota annuale equivalente a solo 0,26 centesimi al giorno. Un abbraccio da Pina Monza e Brianza. Sì, vabbè, scusatemi, Monza e Brianza. Non le hanno ancora accreditate le pensioni. Buono a sapersi. Comunque, vedrai che quando andrai nei prossimi giorni a prenderti la tua brava pensione, succederà quello che succederà. Alberto da Monza, buongiorno, auguri a voi. Quanta ragione e ampia visione aveva la grande Oriana Fallaci. L'Islam è cancro da estirpare. Grazie, boiardi comunisti, per il bene che volete per l'Italia. Alberto da Monza. No, non è l'Islam, è l'Islam politico, è l'Islam contiguo dei fratelli musulmani, è l'Islam di Mamdani, è l'Islam di questa gente qua, che non è partecipe del gioco democratico, non vuole partecipare del gioco democratico, lo vuole utilizzare per rovesciarlo e scardinarlo. Vedasi Molenbeek, il quartiere a Bruxelles, dove ormai lì è tutto fuorché Occidente. O l'autobus 351 a Londra, che è stato messo per permettere alla comunità ebraica di andare in centro senza essere molestata da eventuali islamici, eccetera, eccetera, eccetera. Non è questa integrazione, questo è costruire ghetti e questo è costruire un futuro ampiamente sgradevole e sottomesso. Ripeto, in Iran stanno buttando giù un regime come quello degli Ayatollah. Lo volete qui? Se lo volete qui, accomodatevi. Va bene, noi abbiamo finito, chiudiamo adesso liberamente con il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, poi te la ridò io l'America con Matteo Desio, Auto da Fe di Giulio Cainarca, e poi noi ci ritroviamo stasera con te la ridò io l'America a lunedì, scusate, mi pareva lunedì, e io stasera con Lorenzo Viviani dalle 17:30 con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Grazie a tutti e a più tardi.